Eder. Mech. Pallister. L'orologio rosa fermo alle 9:17 potrebbe essere l'indizio determinante per collocare con esattezza la morte di Liliana. La procura non si è mossa molto, però la difesa propone un esame che potrebbe fare chiarezza su questo aspetto. Orologio rosa fermo alle 9:17. Urto fotografato o batteria esausta. La verifica che può chiudere il dubbio. Un orologio analogico che si blocca su un'ora precisa può diventare un testimone muto. Nel caso di Liliana, il quadrante rosa inchiodato alle 9:17 è molto più di un dettaglio. Potrebbe essere la fotografia di un evento acuto. Un consulente, Zorzi, ha ricordato che esiste una tecnica non distruttiva capace di radiografare il movimento senza aprirlo e dimostrare come, dove e perché il treno del tempo si sia fermato. È la microtomografia a raggi X del movimento, la cosiddetta micro-CT. Uno scan tridimensionale che attraversa cassa, quadrante e ingranaggi e restituisce la posizione reale di ruote, pignoni, assi e lancette al momento dell'arresto. È qui che si gioca la differenza tra un blocco da urto e una morte lenta di batteria. Un orologio al quarzo, quando la pila cede, di solito non si spegne di colpo, perde progressivamente coppia. Molti calibri hanno una funzione di fine vita, la EOL, che fa saltare la lancetta dei secondi a 2 o a 4 secondi per avvertire che la tensione sta scendendo. È un'agonia annunciata, non un blackout improvviso su un minuto tondo. Un urto, invece, può piegare un dente, far rientrare un albero fuori sede, far collidere le lancette tra loro o incastrare la ruota dei secondi. In questo scenario l'ora sul quadrante diventa davvero un fotogramma dell'istante in cui qualcosa è successo. La micro-CT serve proprio a distinguere queste due storie, perché rende visibile, senza toccare nulla, se il rotore del motorino passo passo è rimasto a metà tra due step, quadro tipico da bassa tensione. Oppure perfettamente su uno step con un ostacolo a valle, quadro da blocco meccanico. Se le lancette si sono toccate dopo uno shock, se un pignone è piegato, se ci sono residui, polvere, umidità o ossidi che hanno incollato i pivot o danneggiato l'elettronica. Per trasformare l'indizio in prova serve un protocollo chiuso e replicabile. Si parte con una documentazione esterna millimetrica di vetro, cassa e corona, cercando microammaccature, scheggiature e tracce di umidità. Si esegue poi la micro-CT dell'orologio intero, archiviando il volume digitale in modo che altri consulenti possano rianalizzarlo alla cieca. Si identifica il calibro montato e si verifica se prevede la EOL, raccogliendo eventuali osservazioni pregresse su salti anomali della lancetta dei secondi. Si testa la pila a banco, a vuoto e sotto carico. Una cella davvero esausta crolla sotto soglia appena sollecitata. Se invece regge o se il movimento riparte con una pila campione, l'ipotesi fine batteria perde peso. Se autorizzato, si fa una prova funzionale controllata. Si alimenta il movimento con cella nuova e si osserva se il treno gira libero o se si reimpunta proprio nella geometria di 9:17, segno che l'ostacolo è meccanico e non elettrico. Si esclude poi una magnetizzazione anomala e si cercano eventuali particelle ferrose responsabili di impuntamenti. Tutto confluisce in un albero decisionale semplice. Urto sì o no, EOL osservata sì o no, ripartenza con cella nuova sì o no, collisione tra lancette sì o no. L'interpretazione è binaria. Se il quadro è da batteria, il rotore risulta fermo tra due step. Il treno è libero, non si vedono deformazioni, la pila cade sotto carico e magari qualcuno ha osservato i salti EOL. In questo caso l'orario congelato perde dignità forense e diventa un dettaglio narrativo. Se il quadro è da urto o da blocco meccanico, il rotore è su uno step valido, ma a valle c'è un impedimento oggettivo. Oppure le lancette hanno effettivamente colliso. La pila mostra valori congrui o il movimento riparte appena rimosso l'ostacolo. Qui le 9:17 acquistano un peso ricostruttivo concreto e possono essere incrociate con celle telefoniche, telecamere, spostamenti veicolari, cronologie digitali e testimonianze. Le obiezioni classiche si superano con i dati. Anche la batteria può fermarsi di colpo. Possibile, ma raro, senza segni di EOL e senza collasso sotto carico, e la micro-CT mostrerebbe comunque un treno libero. L'acqua ferma tutto, vero, ma lascia impronte leggibili dalla condensa agli ossidi. Se lo apri lo alteri. Per questo si parte da un esame non distruttivo e solo dopo si valuta se smontare. È la differenza tra ipotesi e fisica, o un dente è piegato o non lo è, o le lancette si sono toccate o no. Nel merito del caso,
L'orologio rosa può ancora parlare. Finché lo scan non viene eseguito, le 9:17 restano una suggestione. Se la micro-CT dimostra un blocco compatibile con urto, quel minuto diventa una coordinata da sovrapporre al resto della cronologia. Se invece emerge una fine elettrica, l'orario va declassato. In un'indagine che pretende riscontri e non opinioni, questa non è una finezza da laboratorio. È il passaggio obbligato per capire se quell'ora sia una coincidenza o l'ultimo minuto davvero vissuto. Io, conoscendo Liliana, certamente non posso pensare che qualcuno gli abbia fatto del male, perché lei amava la vita, amava la nostra vita, quello che abbiamo vissuto per 32 anni. E quello che sia successo non lo sa nessuno. Per me la mia idea è che lei si sia suicidata, adesso bisogna capire il perché. Quindi a tuo avviso chi ama la vita tende a suicidarsi e chi non ama la vita allora cosa tende a fare? È una contraddizione di termini, certamente amava la vita, però bisogna capire cosa è successo in quei giorni lì. Capisci cosa... Cioè io sentendo questo signore, per carità, Quindi secondo te Sterpin l'avrebbe spinta a togliersi la vita? non voglio usare questo termine, però dentro di me, nel mio cuore, qualcosa è successo. Vorrei io tanto sapere quella telefonata di 16 minuti, di fatto il giorno 13, cioè lei ha fatto col contapassi 54 metri erotti per la casa, era sconvolta, cosa è successo? Io queste cose le abbiamo sapute dopo, capisci? Io la mattina l'ho salutata, lei è andata a portare la spazzatura, lei si è allontanata, così è quello che vediamo, quello che abbiamo visto. E allora cosa possiamo pensare? Sei il più grande utilizzatore di GoPro della storia, tanto che si dice che la Woodman Labs sarebbe pronta a offrirti un contratto di 100 milioni di euro per sponsorizzarla. Quanti modelli hai avuto? Io, come dice il signor Sterpin, la GoPro numero 7 non l'ho mai avuta. Io l'ho presa la 9, diciamo nel periodo natalizio, prenatalizio, all'inizio del mese di dicembre, forse qualche giorno prima, qua e là. Perciò tutto quello che dice è frutto della sua fantasia. Voglio dirti che per me questi periodi qua sono dolorosissimi, perché comunque anche ieri c'era il mio compleanno, l'ho passato da solo, ho avuto solo qualcuno che mi ha fatto gli auguri. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Sebastiano, tanti auguri a te. Quello che sta dicendo Sterpin è assolutamente falso, perché io sfido il signor Sterpin a dirmi a chi ho dato la bicicletta, nome e cognome. Non è niente vero. Io ho le mie 3 biciclette a casa, sono là. Io non ho dato niente a nessuno. L'unica cosa che ho dato è questa macchina fotografica che mi ha chiesto Arturo per il figlio. Era una macchina che ho comprato a un mercatino, mi pare per 30 euro, 50 euro, adesso non mi ricordo. Ho portato a loro, ho detto guarda, si fa così, 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 però non è niente, non c'entra niente. Io ho tutte le mie macchine di collezione, sono tutte a casa sono. Quindi quella che hai regalato non era la macchina di Liliana, e cos'era? Una digitale, così un po' così per imparare a fare le foto, tutto qua. Niente di particolare, non era una macchina certamente professionale. E gliel'hai regalata? Certo che l'ho regalata. Ho comprato un mercatino, non posso star lì a difendermi ogni volta. Dai. Il signor Sterpin a un certo punto decide di dire qualcosa, lui dice Sebastiano deve difendersi. Ma per favore, dai. Ciao amore mio, ciao amore mio. Ma Sebastiano questi cappelli li compri a prezzo intero o scontati? Che insinuazioni, che cose che mi sta dicendo. Ti sei opposto alla richiesta di archiviazione e non si sa perché, dal momento che non credevi assolutamente nell'omicidio. Ora ti sei fissato col suicidio definitivamente, ma perché? Perché dico questo del suicidio? Perché a casa, questo me l'hanno detto gli inquirenti, ogni giorno venivano lì, Liliana ti ha lasciato un scritto, un qualcosa, qua e là. Ha lasciato a casa i documenti, i telefoni. Fede,
la fede, cosa puoi pensare a questo? Capisci? Anch'io sono dell'idea, sono sia del suicidio che l'omicidio, però sono lì un po' di qua, un po' di là, non c'è niente che dimostra la cosa diversa. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Sebastiano, tanti auguri a te. Siamo arrivati a quei livelli in cui si dubita di questo, che qualcuno li abbia portato in... Dove sono le chiavi che sono sparite? Chi le ha prese queste chiavi? Sono tante cose, non faccio nomi e cognomi. No. Io ti spiego gli ultimi 3 giorni di Liliana. Il sabato eravamo a San Lorenzo, che era la presentazione di un libro, e poi eravamo stati a pranzo con gli amici. Belli, felici, tutti contenti. La domenica, il giorno dopo, siamo stati a Grado in bicicletta a fare i nostri giri qua e là. Il lunedì eravamo andati in sauna e la sera siamo andati a cena dai nostri amici romeni. Ditemi voi, che elemento posso avere io in mano per capire che Liliana non era, c'era qualcosa che non andava? Io sono sereno, tranquillo, ho un'accusa infamante di essere l'assassino di mia moglie. Io ti dico, non ho niente a che fare con quello che è successo a Liliana e io voglio capire con che elementi un giorno verrò rinviato a giudizio. Beh, se vedi il mio video di ieri sulla mattina tra le 9 e le 11 già ne trovi parecchi. Sono curioso di capire da dove potrei essere, capisci? Io comunque i miei consulenti, i miei avvocati, le cose, medico-legali qua e là, ringrazio lei che mi è vicina, che mi sta seguendo e un po' tutti, sono qua, tranquillo. Volevo ringraziare Ross, che è una bambina di 6 anni, che con il papà dal Belgio sono venuti a casa mia a salutarmi e a darmi la mano. Questa GoPro è stata a disposizione della procura per mesi. Hanno scaricato tutti i file che c'erano dentro. Quando hanno finito di copiare e tirare via tutte le cose che c'erano qua dentro, i video, le foto che facevo, mi è stata restituita. E il 23 giugno del 2003, sono 2 anni, sono passati oltre 2 anni da quando è scomparsa Liliana. Cioè io sarò padrone di fare quello che voglio. Non ho tolto nessuna immagine perché la GoPro dentro ha delle memorie, vedi che questa è la memoria della GoPro. E qua dentro, quando io ho finito di fare tutte le mie cose, metto questa qua dentro e tacco il computer, scarico nei miei hard disk. Questo è un passaggio fondamentale perché, come mi ha confermato la stessa difesa ufficiale informatica della famiglia Resinovic, è impossibile modificare i file, i metadati della GoPro, ma in questo caso abbiamo una cosa diversa, cioè Sebastiano non ha trasportato i file della GoPro nel cellulare, ma come dice in questo momento a porta, lui ha trasportato i file originali, quindi con tutte le impronte, nel computer. Se a quel punto avesse modificato delle date nel computer, il cellulare avrebbe ricevuto i nuovi file con le date, per cui ci sarebbe stata una situazione non gestibile, non identificabile da parte di chi ha fatto le indagini. Questo naturalmente non vuol dire che quei dati non sono del 14, sono del 14 e questo è fondamentale per il discorso delle fibre gialle. È però possibile che all'interno di quei video ci sia qualche segmento non del 14. Non lo so io da dove viene fuori questa teoria. Ripetiamo alcuni punti per chiarezza. La GoPro di per sé non ha un dispositivo in grado di salvare i video, per questo si inserisce la memory card. Ha tuttavia una flash memoria, come tanti altri dispositivi, in cui vengono salvati i preset e ad esempio l'orario. Questi preset possono essere interessanti perché se ci fosse una variazione del settaggio proprio in corrispondenza del 14 avremmo l'idea che qualcuno stava cercando di fare qualcosa.
Tutto sommato questa sarebbe già una pista da seguire. Per il resto, se Sebastiano avesse esportato sul cellulare, quindi sull'app Quick GoPro del cellulare, i suoi video, l'analisi sarebbe stata affidabile e la manipolazione quasi impossibile, come abbiamo visto in un video di ieri. Invece Sebastiano esporta questi video nel computer. Nel computer potrebbe avere fatto delle modifiche, dopodiché manda questi video modificati dal computer al cellulare, che registra come data di importazione quella di quel momento, quindi non più quella nativa dei video, ma quella in cui riceve il cellulare i video dal computer. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Sebastiano, tanti auguri a te. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.